È stato aperto un tavolo per la trattativa, ma è un tavolo che va molto a rilento e su cui gioca sempre il discorso delle risorse che servono soltanto al personale e per il personale dei medici di medicina generale, quindi non ai medici, che non si riescono a trovare, mentre invece si trovano fondi importanti per pagare le cooperative private che stanno imperversando in tutti i servizi della regione e quanto prima si stanno organizzando per entrare anche nei discorsi della medicina di famiglia. Questa è la preoccupazione del presidente dell'Ordine dei Medici di Padova, Domenico Crisarà. Il sistema delle cooperative private si sta allungando anche nella gestione dei medici di base. La carenza di camici bianchi è ormai cronica. Caso eclatante, quello di oltre 3.000 assistiti dal dottor Mammana di Selvazzano, dirottati a Torreglia ad oltre 20 km di distanza. E nonostante la situazione diventi sempre più difficile, da parte della Regione non c'è nessun movimento per realmente riorganizzare il sistema dei medici di medicina generale affiancandogli personale di studio, personale infermieristico, operatori sociosanitari che gli consentano di sviluppare la loro attività medica anche su più ambulatori, quindi avvicinandosi ancora di più ai pazienti che hanno bisogno. Il lavoro di medico di base ha perso appeal per i giovani medici e non ci sono numeri per coprire i buchi lasciati dai pensionamenti. Mediamente un medico di famiglia a Padova ha 1.800 pazienti, ma questo sta facendo diventare un lavoro sempre meno ambito. I giovani non vogliono più fare questo lavoro e preferiscono rivolgersi ai sistemi di cooperazione e non alla medicina di famiglia.